ringrazio il sindaco e l'assessore alla cultura Maria Teresa Retta, grazie anche poi naturalmente all'intervento degli sponsor. Passo la parola al sindaco di Portogruaro, Antonio Bertoncelli, che ringrazio ancora. Io non nascondo l'emozione, ogni anno quando queste occasioni rappresentiamo l'inizione del festival, leggermente impressionato dalla vostra presenza di questa mattina. Devo dire che ogni anno vediamo che la partecipazione anche di una conferenza stampa ogni anno va in crescendo. Devo dire che si sta radicando dal punto di vista dell'interesse, della condivisione. Per poter investire sulla cultura c'è bisogno di più grande, forse all'assessore Maria Teresa. Grazie, buongiorno a tutti. Velocemente, perché poi lasciamo spazio al pubblico e privato, hanno fatto vedere a Portogruaro un po' ante litteram come collaborare insieme sia possibile. Questo è l'auspicio che anche per il futuro questo avvenga. Nel festival nello specifico, come assessorato alla cultura, io ringrazio Enrico Bronzi e gli organizzatori anche per aver voluto quest'anno aprire ad altri spazi cittadini. Passare la parola al direttore. La base del festival, l'idea è nata da una lettura singola e secondo me è un festival un po' che si può seguire, mi piacerebbe vedere molto del pubblico con un libricino in mano, un semplicissimo libricino pubblicato da HP di Torino che ha come autore, come curatore, un nome importante, Johannes Brahms, che è il più importante musicista tedesco della fine dell'Ottocento. Diremmo in quel periodo insieme a Wagner, che però lo precede leggermente dal punto di vista anagrafico, il più importante musicista del mondo nella fine dell'Ottocento. Questo libricino che si intitola Il quaderno letterario, è stato il titolo che gli è stato dato in realtà successivamente, oppure il tesoretto, lo scrigno, nel Schatzkästlein sarebbe il termine tedesco, lo scrigno del giovane Kreisler. Che cos'è questa cosa? È un'antologia che il giovane Brahms inizia a compilare e quando ancora in età giovane ma non più studente sente di non aver avuto una formazione letteraria sufficiente e sente di dover compensare un po' a questa carenza, quindi inizia a leggere tantissimo, c'è moltissima letteratura tedesca. E ci sono però tanti italiani, c'è Dante, c'è Petrarca, insomma, credo anche Tasso, ci sono tante cose interessanti che sono poi il percorso di lettura e di formazione letteraria di questo grande autore. Vedere il dispiegarsi di questa antologia personale è un po' un po' vedere un ritratto fatto in negativo dal suo compilatore, cioè tutte le volte che Brahms trova una frase, una piccola sentenza alle volte che lo interessa, la nota su questo libricino, quindi siamo veramente una sorta di ritratto indiretto. Per un musicista che vuole indagare questa figura è un motivo di interesse immenso, ma è anche un libro straordinario da leggere, credo così, per chiunque, perché dentro ci sono temi universali, c'è la libertà, la saggezza, l'amore, l'amicizia, tutte cose che rientrano in un ambito un po' anche filosofico, di interesse francese di quegli anni. E adesso voglio motivare le ragioni di questo titolo, appunto. Uno dei temi forti, che è stata la traccia che abbiamo scelto all'interno di questi tanti percorsi possibili, è quella appunto di questo tema ricorrente, che è quello della purezza o dell'innocenza, che ritorna costantemente e che ha risvegliato in me un fortissimo interesse, perché in realtà Brahms è l'autore più artigiano di tutti, il più consapevole di tutti, è quello che si ha l'impressione che quando compone controlli ogni cosa, quindi apparentemente sembra il meno spontaneo di tutti. Poi però si va a vedere la sua produzione letteristica, che sarà uno dei cuori della parte centrale di questo festival, e si vede un altro Brahms improvvisamente, come se venisse rinnegato tutto il Brahms della grande forma.
Allora mi sono chiesto dove stava appunto il vero Brahms, dove stava la vera natura del grande compositore, nella spontaneità di questa vena melodica, nella nostalgia di questa purezza che continuamente viene richiamata in questo volume, oppure nel lavoro, nella continua elaborazione nel pensiero, quindi nella sedimentazione. E rimane una domanda aperta. In realtà appunto c'è un bellissimo articolo che potete leggere all'interno del programma del festival, scritto da Giampaolo Miardi, e in cui appunto si parla di un dualismo molto forte. Ma la domanda era: che cos'è questa innocenza? E poi arrivo al programma e tento di tagliare i tempi così mi faccio aspettare. E me lo sono chiesto molto, e credo che sia soprattutto la nostalgia di qualcosa di perso, di qualcosa di perduto, di qualcosa che costantemente sentiamo come ricordo. E nelle varie letture che poi ho incontrato, al di là anche di questo libricino, mi sono imbattuto in una cosa molto interessante, secondo me, di Camus, il quale scrive che il ricordo dell'innocenza genera tutte le forme di ribellione, ed è una cosa molto interessante, cioè alla base di ogni ribellione ci sta la nostalgia di una purezza originaria. E io direi qualcosa di più. L'innocenza, il ricordo dell'innocenza ha due strade possibili, appunto: il ribellarsi per voler tornare in qualche modo a uno stato di purezza originaria, oppure l'altra chiave, che appunto secondo me è una delle chiavi forti di Brahms, cioè è la nostalgia, cioè il senso di avere perduto qualcosa. In questo senso dico, anche nelle note del festival, Brahms è un uomo moderno, cioè è nato all'interno di un contesto che è quello della romantica, del grande fervore del romanticismo, del primo romanticismo tedesco, quello di Schumann per intenderci, ma quello insomma di Jean-Paul, di Novalis, di tanti scrittori musicisti e un po' idealisti anche, e sente però che è cambiato qualcosa, cioè che qualcosa si è disgregato, che c'è un senso di unità molto minore, cioè sente di appartenere molto meno a una sorta di unità con il mondo che lo attorna. Ed è, se vogliamo, una delle chiavi della modernità. Cioè, Brahms è un musicista dell'Ottocento, ma è un musicista moderno, è un uomo di oggi. Uno degli stimoli che ho avuto poi, andando a cercare un po' materiale su questo grande autore che conoscevo benissimo, ma che in realtà non smetteva di interessarmi, è il fatto che poi ho trovato un repertorio, ad esempio, fotografico incredibile. Oppure leggendo la storia della sua vita, delle sue lettere, delle sue cose, si parla continuamente di viaggio in treno. Io pensavo a un uomo che fotografiamo che viaggia in treno, è uno di noi in un certo senso, però è il trade union con un'epoca che non c'è più, che non è più quell'avuto del fervore del romanticismo. Dall'idea delle fotografie è nata poi il collegamento con un altro aspetto del festival. Se l'anno scorso abbiamo dialogato con il cinema, con il linguaggio dei film, quest'anno il focus sta invece sulla fotografia. Molina e Borgrave, che sono due grandi fotografi che operano soprattutto in ambito musicale, allora avevo voluto fare una mostra, come lui continuerà anche ai Molini, grazie anche alla collaborazione dell'assessore Red, chi volesse mettere il punto su come la fotografia dialoga con la musica, e abbiamo preso due che sono veramente dei più grandi fotografi internazionali, e quindi tenteremo di capire come la fotografia si lega un po'. Ci sono tre appuntamenti sinfonici fondamentali, due in particolare avranno come focus appunto le 4 sinfonie di Brahms, quindi tutto il corpus sinfonico brahmsiano, che è molto più piccolo rispetto a quello di Beethoven in termini numerici, ma è molto importante, ed è molto piccolo proprio perché Brahms aveva un po' anche il peso di quel Beethoven, appunto, che abbiamo incontrato l'anno scorso, quindi sentiva la responsabilità. Mise 15 anni a scrivere la prima sinfonia, e continuando a ripensarci, e poi prese fiducia, l'ultima sinfonia è stata fatta in tempi molto ristretti invece. E quando fu pubblicata la prima sinfonia di Brahms,
critici dell'epoca dissero che era nata la 10ª sinfonia di Beethoven, per dire di come di un'intimità assoluta ci fu appunto, e che fu anche in qualche modo percepita e voluta. Insomma, l'eredità di Beethoven in Brahms è assolutamente qualcosa per cui non si sarebbe scandalizzato assolutamente. E i protagonisti di questi 3 concetti, perché appunto 2 saranno dedicati alla figura di Brahms e uno, diciamo, ad altre forme di manifestazione, se vogliamo, o di riflessione sul tema dell'innocenza, saranno, credo, le 3 più importanti orchestre da camera che operano in Italia, vale a dire l'Orchestra di Padova del Vento, e 2 orchestre invece che arrivano a Portogruaro per la prima volta, l'Orchestra Regionale Toscana, Firenze, e l'Orchestra da Camera di Mantova, che, se vogliamo, è un unicum dal punto di vista dell'organizzazione musicale dell'orchestra in Italia, perché è di fatto la meno istituzione delle orchestre presenti in Italia, è una realtà più, diciamo, più leggera, di professionisti che si incontrano come se fossero un gruppo da camera, e ci sarà, lo vedrete, insomma, sarà un evento che spero sia anche molto colorato e divertente, che è quello dei musicisti di Musicas, che è un gruppo di musica ungherese tradizionale, e che avverrà appunto tra queste 2 piazze, insomma, e che proseguirà appunto con il videomapping di Carmachina, che si è dimostrato veramente un partner eccezionale. L'anno scorso ha fatto un lavoro veramente straordinario, con una proiezione per chi l'avesse per tutto, insomma, è un'altra occasione di incontrare il lavoro di questi straordinari videomakers che fanno non film nel senso pure del termine, ma queste forme d'arte che hanno a che fare con l'immagine, con il film. Diciamo che il senso di quello che poi accompagna il festival è la riflessione intorno a Brahms, anche con moltissima musica da camera, e noi abbiamo deciso di tenere qui da noi un gruppo di 4 cantanti giovani che introdurranno molti dei concerti del festival, soprattutto i concerti di musica da camera, perché per una ragione organizzativa. E quindi daranno un assaggio della lideristica brahmsiana durante tutto il percorso del festival, quindi saranno piccoli concerti nel concerto, e questo perché si legano in modo assoluto e chiaro, lo vedrete, con il tema, con la traccia che abbiamo scelto, che è quella del poeta dell'innocenza. Spero di vedere che si